attualmente ricoverati sono per il 73% non vaccinati e per il 27% vaccinati, quindi 17 sono vaccinati. Se noi prendiamo il popolo dei vaccinati, che oggi arriva a 3.800.000 circa, poi una cifra variabile. Comunque, di questi 3.800.000, se andiamo a vedere quanti ricoveri escono da questo vaccino, troviamo che si è ricoverato nella prima settimana di novembre un paziente ogni 1.000.000 di abitanti. Se prendiamo in considerazione l'altra popolazione, cioè gli 800.000 non vaccinati, scopriamo che da questi sono usciti 23 ricoveri e che quindi la loro incidenza è di 27 casi per milione di abitanti. Se noi fossimo nella condizione di tutti non vaccinati, con un'incidenza di questo tipo, vorrebbe dire per ogni settimana 130 ricoveri in terapia intensiva. Vorrebbe dire che noi oggi saremo nella stessa identica situazione che avevamo durante la terza ondata, con 400 persone all'interno della terapia intensiva. E andiamo a scoprire che nella fascia tra 60 e 69 è morto un solo paziente con Covid, contro 27, scusate, un solo paziente vaccinato contro 27 non vaccinati, che nella fascia dei cinquantenni sono morti 2 vaccinati con patologie pregresse e 14 non vaccinati, che sotto i 50 anni sono morti 5 non vaccinati e nessun vaccinato. La mortalità complessiva è del 23%, che sembra bassa, ma vuol dire quasi 1 su 4. Quindi vuol dire che 1 su 4 dei non vaccinati muore. L'efficacia del vaccino, quindi i dati ce lo dimostrano. Tra l'altro, se noi andiamo a prendere l'incidenza mensile negli ultimi mesi nei vaccinati, non è assolutamente cambiata, sono sempre gli stessi numeri, sta aumentando quella dei non vaccinati, a testimonianza di quello che diceva il Presidente prima, anche di maggiori attività sociali, minore attenzione alle misure di protezione. Quindi noi stiamo vedendo anche adesso a novembre una forte crescita dell'incidenza di ricovero in terapia intensiva dei non vaccinati, la stima attuale è che se continua così sia di 100 casi al mese, mentre quella dei vaccinati continua a veleggiare sui 4-5 casi al mese, quindi mantenendo la dimostrazione di questa protezione da parte del vaccino.